Abbiamo presentato 11 vini, quindi una masterclass importante di Pinot Nero metodo classico di OCG Oltrepò Pavese che con 7 vini bianchi e 4 rosati, quindi la possibilità di assaggiare la produzione dell'Oltrepò Pavese metodo classico, dai vini più freschi con 18-24 mesi a delle chicche con 13 anni di affinamento sui lieviti per il bianco, e quindi una grande possibilità per chi assaggia di avere una veloce infarinatura su quello che l'Oltrepò Pavese può dare, che è tanta roba. L'Oltrepò Pavese oltre 3.000 ettari di Pinot Nero e una produzione stimata oggi di circa 2 milioni e mezzo di bottiglie di metodo classico, di cui 500.000 di DOCG. È una grande zona per il metodo classico nelle sue varie sfaccettature. Il metodo classico in fondo è un sistema di vinificazione e di spantizzazione, quindi ci può essere il metodo classico fresco per chi piace un prodotto che ha 24 mesi, ci può essere per i cultori un metodo classico che invece ha 13 anni sui lieviti, quindi passiamo da 2 anni a 13 anni. 13 anni sono tanti anni. E io ritengo, e poi nei rosati abbiamo visto in degustazione dei rosati molto chiari, molto freschi, molto buccia di cipolla, dei rosati un po' più carichi, quindi un po' più vinosi. Io credo molto che il consumatore possa scegliere quale prodotto avere, e a quel punto lì sia il mercato che deve scegliere.